Siamo con Gaia Lonati dopo la vittoria per 6-0 del Cesena sul Tavagnacco. Gaia, una buona prova da parte della squadra, ma anche una buona prova da parte tua, a riconferma dell'ottimo periodo, 3 gol e 3 assist nelle ultime 3 giornate. Come lo stai vivendo? Sì, sto vivendo un buon periodo, ma in generale tutta la squadra sta facendo bene. Poi ovviamente se il singolo fa bene, voglia anche la squadra a far meglio, ma penso che ognuna di noi in questo periodo sta dando proprio il meglio di sé, tralasciando la partita della scorsa domenica che è andata bene o bene, ma in generale è un gran periodo per tutti. Anche oggi quindi gol, a chi lo dedichiamo? Lo dedico ai miei genitori e alla mia famiglia che vengono sempre a vederci e quindi dedico a loro. Grazie Gaia. Grazie mille. Siamo con Campi, allenatore del Tavagnacco, dopo la sconfitta della sua squadra contro il Cesena per 6-0. Mister, dopo 2 risultati utili si interrompe il vostro periodo positivo. Comunque si può dire che la salvezza del Tavagnacco non deve passare, almeno non passa dalle partite come quella di oggi, ma più che altro guardando il calendario le prossime partite del mese di marzo saranno importanti in questo senso. Sicuramente, purtroppo però vedo che le altre squadre, le concorrenti dirette riescono a fare punti, anche noi poi siamo riusciti a farli anche contro squadre di prima fascia. Oggi è difficile anche commentare una partita, il risultato dice molto, ma non dice anche quanto abbiamo creato e dobbiamo un po' capire cosa è successo. Forse i 2 risultati positivi ci avevano un po' rilassato, speriamo di no. Per quanto riguarda l'atteggiamento, nonostante comunque ha sottolineato anche lei in questo momento il passivo sia pesante, la squadra comunque nel primo tempo soprattutto ha costruito, ha avuto almeno un paio di occasioni. E cosa è mancato davanti, e anche magari in fase di impostazione potevate in più occasioni arrivare a far male al Cesena, ma non ci siete riusciti? Il primo tempo è stata una partita che io penso abbiamo affrontato bene e le occasioni le abbiamo avute noi, però purtroppo abbiamo preso dei gol in modo molto ingenuo, su palle 2 su palla inattiva, troppo libere mi sono sembrate le giocatrici del Cesena a colpire di testa. Chiaro, chiudere un primo tempo sul 3-0 e soprattutto il terzo gol è arrivato a tempo scaduto del primo tempo. Poi non è facile ripartire. Effettivamente abbiamo creato, ma nei dettagli siamo state meno sportivamente cattive delle ultime uscite. Grazie mister. Siamo con Len Conte, allenatore del Cesena dopo la vittoria delle sue ragazze per 6-0 sul Tavagnacco. Mister, dopo il passo falso della scorsa settimana si arriva a una risposta e penso che quella che le hanno dato le sue ragazze sia la migliore che ci potesse essere. Sì, sono d'accordo, è stata una risposta convincente, era quello che cercavamo, un po' perché sicuramente la sconfitta di domenica scorsa ci aveva lasciato un po' di amaro in bocca, un po' perché quando si incontrano degli ostacoli durante il percorso bisogna essere in grado di rimettersi subito in piedi e ricominciare a correre. Oggi l'abbiamo fatto, giocavamo contro un avversario che era in serie positiva, che non prendeva gol da 2 partite, che è in lotta per la salvezza come lo era domenica scorsa in San Marino, e quindi oggi diciamo che abbiamo avuto un atteggiamento corretto alla partita e siamo riusciti immediatamente a indirizzarla, e poi nell'arco dei 90 minuti, a parte qualche momento di disattenzione che ci sta, siamo stati veramente bravi. Oggi 6 gol segnati, 0 subiti, per le statistiche sicuramente molto buono, ma il Cesena che con la partita di oggi è il secondo miglior attacco, è la seconda miglior difesa, quindi una squadra totale, a parte tralasciando l'ultima partita contro il San Marino, sembra stia continuando a migliorare questa squadra partita dopo partita. Ma se vogliamo stare dove siamo adesso e competere con chi ci sta davanti, ci sta attorno, dobbiamo continuare a migliorare, non dar per scontato le cose che abbiamo acquisito, continuare a lavorare forti. Io dico sempre ai ragazzi, non possiamo fermarci quando perdiamo un pallone, bisogna aggredire immediatamente, questa è una caratteristica che abbiamo, non dobbiamo lasciarla per strada, dobbiamo continuare a coltivarla, e se la coltiveremo fino in fondo credo che potremo continuare a divertirci, perché
alla fine oggi credo, ho detto alle ragazze fino al primo tempo, abbiamo acquisito un risultato già a metà partita e dobbiamo continuare a spingere e a divertirci, perché poi dopo il calcio è divertimento, quindi se continuiamo a fare queste cose qui con tutte quante, sottolineo tutte le giocatrici del Cesena, credo che ne beneficerà la squadra e l'obiettivo finale. Grazie mister.